Innanzitutto è una verifica degli obiettivi. La prima verifica degli obiettivi possiamo dire che è anche quella di aver onorato quella che è la sottoscrizione della COP29, dell'impegno nelle azioni internazionali nei paesi più vulnerabili. Poi naturalmente tutto questo forse ci è stato più facile perché noi abbiamo il piano Mattei, che abbiamo l'Africa a due passi. Vorrei ricordare che rispetto alla questione emissioni l'Africa è uno dei temi che dobbiamo essere tra i più impegnati, perché se noi siamo lo 0,5-0,6 delle emissioni a livello mondiale, l'Africa solo perché fortunatamente tendenzialmente starà meglio, avrà da mangiare da qui al 2030, si prevede che aumenterà le emissioni del 2-3%. Ecco perché noi dobbiamo accompagnare il continente africano nelle nostre azioni.